Chi se li aspettava solo questa sera e sul palco pare sia rimasto letteralmente basito. I Village People a Treviso, con un giorno d'anticipo e soprattutto non sul palco, ma col sindaco Mario Conte tra la gente e gli stand lungo le mura. Sono venuti ieri sera perché hanno voluto vedere il festival, abbiamo accompagnati su tutti quanti gli stand, si sono concessi per interviste, per foto al pubblico e hanno portato una ventata di simpatia che solo loro possono aver fatto. È accaduto anche questo nell'edizione 2019 di Suoni di Marca, che con questa sera inizia l'ultima settimana di programmazione, inevitabile un primo bilancio. Sicuramente le mura sono state assiepate dal nostro pubblico, il pubblico importante di Treviso, naturalmente anche con un pubblico di turisti che sono venuti per vedere questi big, chiamiamoli così, che abbiamo invitato quest'anno. La media di quest'anno è stata di circa 5.000 persone per ogni sera, fugati tutti i dubbi sulla sicurezza, con la nuova disposizione logistica di palchi e ristoranti da una parte e del piccolo commercio dall'altra. La planimetria nuova ha dato una bella svolta a tutto, è stata liberata la parte di Porta Santi 40 e anche la parte di Porta Caccianiga con due ottimi viali per l'evacuazione, quindi diciamo che la sicurezza è stata garantita al 100%. Tornando ai 4 statunitensi che con la loro musica hanno fatto la colonna sonora di intere generazioni dance degli anni 70, i Village People, gente del villaggio del quartiere di Greenwich, che a New York in quegli anni voleva dire comunità omosessuale Gay Pride, saranno sul palco centrale per l'attesissima esibizione sui ritmi di Macho Man, Go West e soprattutto YMCA. Vi consigliamo di arrivare presto alla manifestazione intorno alle 19, poiché inizieranno anche i concerti su Second Stage e sul palco Caccianiga, quindi sul palco Fra Giocondo. Sarà una serata divertente e arrivando a quell'ora potrete anche assaporare le delizie del percorso del gusto che appunto fa parte integrante del nostro festival. I Village quando cominciano a suonare? Intorno alle 21:30 saranno preceduti dall'esibizione dei Glitter Disco che stiamo aspettando.